Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto per quanto riguarda gli speciali di friulitv.net. Saluto subito la nostra ospite collegata Simona Liguori. Buon pomeriggio Simona e ben ritrovata soprattutto. Grazie Omar, un abbraccio. Allora, perché abbiamo Simona Liguori con noi oggi? Perché si è svolto questa mattina un importante convegno per quanto riguarda la sanità e la salute in Friuli Venezia Giulia, che si è concluso poco prima delle 13 nella sede della regione a Udine in via Sabadini, e noi purtroppo questa mattina eravamo impegnati su un altro fronte e allora abbiamo chiesto gentilmente a Simona se era disponibile il pomeriggio per raccontarci un po' come è andata. Innanzitutto, giovani e salute, come nasce questo convegno? Omar, grazie dell'invito, è sempre un piacere aggiornarti e insieme riflettere, perché ognuno di noi due poi porta a casa qualcosa da queste conversazioni. Il cantiere che abbiamo aperto, perché trattasi proprio di un cantiere sulla salute, si chiama proprio Giovani in Salute. È un cantiere, l'abbiamo definito così, quindi non un progettino, non un qualcosa di effimero, ma un qualcosa di medio-lungo respiro. Si chiama Giovani in Salute proprio perché cerca di parlare con i giovani, età 19-29 anni, della loro salute, come cercare in tutti i modi di preservare la salute dei nostri figli, per chi ne ha, dei nostri nipoti, quelli li abbiamo un po' tutti, quindi un atto d'amore verso le nuove generazioni. Possiamo dire, Simona, che non si trattava di un convegno politico come qualcuno l'ha voluto bollare, ma bensì di un'iniziativa per far conoscere, come hai detto tu bene, quello che accade giornalmente dalle nostre parti, no? Per quanto riguarda la salute. E così Omar, noi crediamo che intanto il convegno è chiaro che è stato organizzato dal gruppo consiliare dei cittadini, perché è giusto dire le cose come stanno, ma del resto appunto non abbiamo nessun tipo di timore. La maternità è del gruppo consiliare dei cittadini, abbiamo trovato tantissime persone di buona volontà, quindi professionisti, rappresentanti degli ordini professionali dei medici, degli infermieri e degli psicologi, l'Università degli Studi di Udine che già negli anni nel triennio 2016, 17 e 18 aveva fatto, quando io ero in comune a Udine, il progetto Comunicare la salute ai giovani, che era rivolto proprio ai giovani universitari che si ritrovavano fuori di casa, non avevano magari il proprio dottore di famiglia, non avevano i propri genitori, ma cercare in qualche modo, già quella volta si era parlato appunto di come in qualche modo far sentire alle giovani generazioni l'importanza dello stare in salute, il dono della vita e il dono soprattutto di una vita in salute. Oggi invece abbiamo, come dire, sentito dai professori universitari che erano stati anche loro capofila insieme al Ceformed, che sai essere il centro di formazione dei nostri medici di famiglia. I giovani medici di famiglia si formano all'interno di questo centro che è all'ospedale San Polo di Monfalcone, per cui chi è laureato in medicina, che ha fatto i 6 anni, può fare i 3 anni ulteriori della specializzazione per diventare medico di famiglia. Una salute, come dire, spiegata ai giovani anche dai giovani medici. Certo. Simona, cosa importante, quanto conta questo convegno legato sulla situazione ad esempio pandemica? Sappiamo che da qualche giorno siamo usciti per quanto riguarda lo stato d'emergenza, però chiaramente il virus non è che se n'è andato, è sempre lì pronto a fare il dispetto per metterci in difficoltà a livello di salute. È un'osservazione molto, molto competente questa la tua, Omar. Sono 2 risvolti. La prima, abbiamo sentito proprio dai rappresentanti del Consiglio degli Studenti dell'Università di Udine, per capire da loro quanto anche l'emergenza pandemica, il lockdown, questi anni di sofferenza hanno impattato sulla salute psicologica, sul benessere anche mentale dei nostri giovani. Questa è una cosa che loro ci hanno messo in rilievo e ci hanno chiesto degli aiuti in tal senso. È chiaro che quello che io ho udito oggi da parte di chi ha rappresentato le problematiche e offerto anche delle soluzioni lo porterò
con degli atti in regione, proprio per cercare di dare una concretezza anche a quello che ci è stato richiesto. Il virus in questo momento qua, come dici tu, come dire, ha formalmente chiusa la parte riguardante proprio la pandemia, nel senso che formalmente il periodo emergenziale si è chiuso con la fine di marzo, del mese appena passato. Dobbiamo però fare i conti con tutta una serie di strascichi e di lasciti che appunto abbiamo a seguito di questa emergenza, per la quale il Friuli Venezia Giulia purtroppo è maglia nera dei morti per Covid. Ecco, cosa importante anche questo da sottolineare, ricordare che purtroppo anche dalle nostre parti ci sono state molte vittime, però quello che conta è che almeno a forza di dai e dai, viene da dire, qualcuno l'ha capita alla fine, no? Nel senso che ormai i cosiddetti irriducibili o irredentisti si sono veramente limitati a un prefisso telefonico della Calabria, mi si è consentito così, tanto per fare un esempio abbastanza logico, o del Molise, come verrebbe da dire, no? Nel senso che sono lì allo 0, però ci sono ancora, no? Come si dice in questi casi, però quello che conta è che anche quelli che erano fino a ieri contro i vaccini, per fortuna hanno iniziato, come si dice, a mettere in moto il proprio granus salis, nel senso che non hanno solo seguito il web o i mentori o i santoni che raccontano quello che, in base a quello che gli sta bene a loro, come si dice in questi casi, la vendono a loro piacimento. Qualcuno finalmente ha messo in moto il proprio cervello, ha fatto un'analisi interna, ha detto no, mi vaccino perché giustamente prima di tutto la mia salute e poi prevengo anche il fatto di non andare a infettare un altro per colpa mia, no? Certo. Questo è molto importante perché io credo che la pandemia, che è stata anche persone della nostra età, Omar, perché se parlano i nostri nonni o i nostri bisnonni ci possono raccontare naturalmente di tanti contagi che negli anni passati anche la nostra nazione è stata oggetto. Viceversa, quelli come noi della nostra generazione, penso che a noi ci ha insegnato che la sindrome NIMBY, no? Che è quell'acronimo che ti dice quello che succede nel mio giardino è roba mia, quello che succede nel tuo giardino non mi riguarda, e invece siamo tutti parfurlant, tutti compagns, nel senso che la salute mia la preservo e preservandola aiuto anche a preservare la tua. Questo è stato tutto il movimento dei vaccini, quindi importantissimo. Senti Simona, per concludere, cosa dobbiamo aggiungere? Quali sono le altre iniziative che, oltre a quella di oggi, avete in programma da qui all'inizio dell'estate? Guarda Omar, questo è il cantiere che abbiamo chiamato proprio cantiere Giovani in Salute, ha inaugurato oggi proprio questa apertura. Ci è piaciuto chiamarlo cantiere perché anche la nostra regione Friuli Venezia Giulia nella costruzione, nella ricostruzione ha tanto da insegnare a tutto il mondo e questo è molto importante, ne siamo orgogliosi e fieri di questo. È una ricostruzione anche questa che va verso la salute in senso generale, quindi come dire, parliamo di come conservare la propria salute, parliamo di tutto quello e lo faremo con gli amministratori locali di Udine e dei territori della nostra regione, perché in questo momento il cantiere è un cantiere che poi si apre verso appunto i territori, e usciamo dal palazzo della regione appunto di via Sabadini dove eravamo stamattina e andiamo invece nei territori, andiamo in mezzo alla gente, nelle comunità, proprio per dare un messaggio che è intanto un messaggio di speranza, perché voglio dire, parlare di salute nei giovani significa credere che appunto anche dopo questi schiaffi che abbiamo avuto dalla pandemia dobbiamo parlare di tutto ciò che non è Covid e quindi dare la giusta importanza alla tutela della salute, dove per salute significa Omar tutto, significa lavoro, significa istruzione, significano opportunità e come dire essere inguaribilmente degli ottimisti in questo momento ci aiuta proprio anche quando leggiamo appunto questi grossi problemi della guerra e di tutto. Io penso che la gente come me ne abbia veramente una grande angoscia e anche una grande stufa di tutte queste cattive notizie, brutte notizie, quindi noi abbiamo cercato di vedere, come lo facciamo sempre anche come medico oncologo, quale sono il bicchiere mezzo pieno,
si va a testa bassa, come dici tu, riprendiamoci la nostra vita e riprendiamoci anche la nostra salute, questo dobbiamo dire. Certo. Senti, per concludere, Simona Liguori, apro solo una parentesi che non c'entra nulla per quanto riguarda l'argomento con cui stiamo trattando, ma ho letto, perché chiaramente sai, io da bravo cronista di provincia ti arrivano le notizie e chiedi, no? E ho letto su un blog circa 2 ore fa che è uscita una notizia che il vostro presidente, l'avvocato Malattia, sta strizzando l'occhio verso Calenda o comunque Azione. Anche tu eventualmente seguirai quella strada, oppure, come riporta il blog, ti sei messa un attimo in parcheggio con le 4 frecce? Ma Omar, guarda, io penso questo, io credo che al di là del fatto che dobbiamo fare più che parlare, sono molto contenta di fare parte di un movimento che è un movimento civico. Questo è molto importante, per me è stato veramente sempre, non per demonizzare i partiti, perché chi mi conosce sa benissimo che, voglio dire, ogni partito è fatto da persone, sono le persone che naturalmente lavorano, i sindaci, gli amministratori, gli assessori e che spingono avanti anche attraverso tante difficoltà il quotidiano. Sono però orgogliosa di essere appunto, di far parte di un movimento civico del centro-sinistra, per cui ogni novità che potrà venire ne parleremo, la studieremo assieme e penso però che il plus dell'essere civici possa in qualche modo anche liberarci molte volte da divise e da armature che magari vengono fatte da Roma in giù o in su, quindi questo per me rimane un dato pregnante, cioè i visitors sono sempre, come dire, già la parola stessa, e tutti i visi che erano questi visitatori che scendevano e appunto magari non conoscendo i territori e altro facevano, quindi queste cose qua hanno sempre da parte mia un occhio, come dire, di riflessione. Bene, grazie alla consigliera regionale Simona Liguori per la partecipazione, le auguro chiaramente da subito buon proseguimento di giornata, ringrazio anche i nostri amici vicini e lontani per la visita all'ascolto di questo speciale, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento e darvi appuntamento alla prossima. Grazie ancora ed è tutto per quanto riguarda lo speciale di friulitv.net. Possiamo andare in sigla, grazie. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.